Numerosi fedeli che stamani hanno partecipato alla processione del Venerdì Santo, l'uscita del Cristo dalla cattedrale di Buonmattino accompagnato dai devoti dell'Arciconfraternita del Crocifisso, fino ad arrivare presso il santuario dell'Addolorata, dove è avvenuto l'incontro tra il simulacro di Gesù e Maria Addolorata, percorrendo poi la via Garibaldi, la via Atenea, le vie del centro storico, per arrivare in cattedrale, quindi la crocifissione. Seguirà intorno alle 19:30 la deposizione di Gesù dalla croce, l'inizio della processione per le vie del centro storico con il Cristo morto nell'urna e il simulacro dell'Addolorata. Quindi l'incontro in piazza Municipio tra Gesù e la Madonna e il tradizionale messaggio dell'arcivescovo Don Franco alla città. Stiamo attraversando la via Garibaldi dopo che c'è stato l'incontro tra Gesù appassionato e la Vergine Maria. Accompagniamo il popolo che segue con devozione questo momento della processione e preghiamo il Signore perché fonda abbondanti benedizioni sulla nostra città. Come proseguirà la processione? Processione via Garibaldi, poi davanti al Palazzo Municipale, lungo la via Atenea e poi a salire per le vie del centro storico fino ad arrivare alla cattedrale di Agrigento. Intorno alle 14:30 ci sarà il momento solenne della crocifissione e della posizione di Maria Addolorata ai piedi della croce. Momento importante che naturalmente si inserisce dentro quello che è il grande momento della settimana santa. La processione del Venerdì Santo è quella pubblicamente più partecipata in mezzo alle strade, dice la passione di Gesù per la nostra umanità, per la nostra debolezza, e anche l'accompagnamento del simulacro dell'Immacolata dice quanto questa umanità è in ricerca di Dio. Naturalmente il Venerdì Santo ha un senso solo se guardato nella prospettiva della crocifissione e della risurrezione. Il Venerdì Santo insieme al giovedì e al sabato sono considerate dalla liturgia un unico grande giorno dove celebriamo il mistero di Dio, il mistero di Cristo, ma celebriamo il mistero dell'amore di Dio per la nostra umanità, il mistero dell'uomo. Un momento molto partecipato. Sì, quest'anno vediamo tanta partecipazione, c'è un forte senso della ricerca di Dio nella vita dell'uomo, forse comprendendo che cadono le sicurezze umane affermiamo ancora di più che Dio può essere la risposta a quelli che sono i bisogni dell'uomo. Tanta partecipazione anche alle celebrazioni in cattedrale che quest'anno accoglie dopo 8 anni nuovamente la settimana santa e le altre celebrazioni, anche le dirette televisive molto partecipate perché raggiungere gli ammalati e quanti non possono da casa uscire per venire in processione o in cattedrale è un momento particolare, un servizio pastorale che apre le finestre, ecco, di chi dalle case non può uscire e trova queste finestre aperte sulla città. Forse abbiamo iniziato a riscoprire come affidandoci troppo alle nostre realtà umane, la consapevolezza di non essere autosufficienti, la consapevolezza che da soli non ce la possiamo fare ci permette di sapere ricercare di più Dio, ma naturalmente anche tramite l'aiuto degli altri, dei fratelli, perché non possiamo dire Dio se non pensiamo all'uomo.